Con coach Alfonso Miosi inizia una nuova settimana in casa Athletic Club Palermo, settimana sicuramente resa più positiva, più leggera dalla vittoria di Bagheria. Sì, abbiamo fatto un ottimo risultato, sono veramente contento, volevo fare anche i complimenti al Sant'Isidoro, comunque è una bella squadra, soprattutto una bella realtà. Noi comunque abbiamo giocato bene, venivamo da una settimana abbastanza intensa dove abbiamo lavorato veramente, io non mi posso lamentare da parte di nessuno, dallo staff ai giocatori, sono veramente contento. Il primo tempo è stato un poco più combattuto, fortunatamente il secondo tempo ho detto ai ragazzi che ci serviva vincere per avere una continuità di risultato, siamo entrati in campo decisi e abbiamo fatto questa splendida vittoria. Tra l'altro vittoria alla quale ha preso parte anche per quanto riguarda il tabellino uno dei grandi rientri di questa squadra, ovvero sia Lo Bianco. Sì, Lo Bianco che ha fatto gol, ma voglio sottolineare anche il rientro di Delisi finalmente, che era fermo da un bel po'. Ancora non riusciamo ad avere la rosa al completo perché a entra-esce ogni tanto c'è qualche infortunio, però piano piano riprenderemo tutti e quando saremo al completo ci divertiremo. Dice tutte cose vere, però non dice che lo staff è stato importantissimo per questa vittoria e lo staff è capitato da mister Alfonso Miosi. Tra l'altro lui si è potuto permettere una partita in cui ha marcato visita perché non era Sì, sto facendo il corso per UEFA B, dove a fine corso si spera che se prendo il patentino potrò allenare in tutta Europa fino alla Serie A2. E intanto prima di pensare all'Europa pensiamo al prossimo obiettivo, al prossimo traguardo. Nemmeno ci penso. Sì, sabato abbiamo una partita importante, per noi è come un crocevia. Voglio dire ai ragazzi quando vedono questa intervista alla nostra squadra che devono cercare di dare il massimo, non perché è il derby, ma per un discorso nostro personale. Dobbiamo continuare a dare continuità di risultato, giochiamo in casa e il fattore casa sappiamo che fa tanto, soprattutto in categoria. Sappiamo che incontriamo un'ottima squadra, al momento sono secondi e stanno facendo bene anche loro, però ovviamente noi vogliamo vincere e faremo di tutto per portare a casa il risultato positivo. Tanto possiamo dire che è completamente un'altra storia rispetto alla gara di Coppa perché da una parte e dall'altra i roster sono cambiati. Sono cambiati i roster, è cambiato anche il periodo, la preparazione, sono cambiati i tempi tecnici, ci sono 2 mesi di lavoro in più per loro ma anche per noi, quindi noi assolutamente, già l'ho detto ai ragazzi questa sera, non dobbiamo pensare assolutamente alla Coppa, la Coppa è andata, sarà una partita secca dove però i 3 punti sono importanti.